fa grazie a un'iniziativa assunta da Rotary, che ringrazio. Vi ricorderete che il sindaco, che peraltro stamattina doveva essere con noi, si scusa ma per un contrattempo non è riuscito ad essere presente. In quella circostanza si era espressa la speranza di riuscire ad ospitare una partita della nostra nazionale di pallanuoto. Spesso ci si dicono delle cose che poi non si riescono a fare, che rimangono negli auspici. Invece questa volta credo sia grazie a Rotary, grazie ovviamente al Cito Padova che ha curato tutta l'organizzazione, grazie alla nostra nazionale, a distanza di pochi mesi riusciamo a offrire alla nostra città questo evento sportivo che chiude nel migliore dei modi un anno che per la nostra città è stato abbastanza interessante a livello di grandi eventi. Ricordate i mondiali under 20 di rugby, la nazionale di pallavolo, tante altre cose. Chiudere però con i campioni d'Italia, i campioni del mondo della nostra nazionale nel 150esimo anniversario della nascita dell'Italia è una cosa poi particolarmente simbolica, perché mai come adesso penso insomma lo sport italiano possa dare un contributo anche in termini di orgoglio al nostro paese, che ne ha tanto bisogno, e anche di speranza, ecco, e di buona immagine a livello mondiale come incarnato da questa nostra nazionale. Sono sicuro che domani avremo un bellissimo pubblico, non solo per tifare l'Italia ma anche per vedere una partita ai massimi livelli mondiali, visto anche le qualità della squadra croata. Ringrazio nuovamente Alessandro Campagna, lo ringrazio in particolar modo perché vedo che continua a ricordare il valore di questo 150esimo anniversario del nostro paese e riconoscere anche l'impegno del nostro Presidente della Repubblica in questo senso. È una cosa che ha un particolare valore quando a farlo l'allenatore della nazionale, che quest'anno ha dato all'Italia i maggiori successi a livello globale. Quindi lo ringrazio perché credo che soprattutto ai più giovani si lanci un messaggio davvero importante in questo momento per il nostro paese.